Eder. Mech. Pallister. Patrizia Castaldini è stata recentemente proposta come nuova procuratrice della Repubblica di Trieste della quinta sezione del Consiglio Superiore della Magistratura. Un incarico significativo che arriva dopo il pensionamento di Antonio De Nicolo. Questa proposta è stata accolta con un consenso unanime, un fatto che sottolinea la fiducia collettiva nel suo operato e nella sua capacità di guidare la procura del capoluogo giuliano. La ratifica formale della sua nomina è prevista nelle prossime settimane, senza ostacoli previsti. Nata a Ferrara, Patrizia Castaldini si appresta a compiere 61 anni a gennaio e ha dedicato metà della sua vita alla magistratura. La sua carriera è iniziata come pubblico ministero in Calabria, dove si è occupata di casi complessi legati alla mafia e alla corruzione nella pubblica amministrazione, dimostrando fin da subito un forte impegno nella lotta contro la criminalità organizzata. Dopo gli anni trascorsi nel sud Italia, Castaldini è tornata nella sua terra d'origine, Ferrara, nel 2001. Qui ha gestito una serie di inchieste delicate, affrontando reati a sfondo sessuale e illeciti fiscali. Tra i casi più rilevanti della sua carriera a Ferrara c'è il crack della Cassa di risparmio di Ferrara, una vicenda intricata che ha coinvolto gli ex amministratori della banca, portata in risoluzione nel 2015 a seguito di un aumento di capitale problematico avvenuto nel 2011. Questo caso ha messo in luce le sue capacità investigative e la sua determinazione nel perseguire la giustizia. In aggiunta a queste responsabilità, Castaldini ha assunto il ruolo di procuratrice facente funzioni durante le assenze del procuratore capo, dimostrando la sua capacità di leadership e gestione. Questo ruolo è poi diventato ufficiale nel 2018, quando il CSM le ha conferito la guida della Procura della Repubblica di Nuoro. In questa posizione, si è trovata a gestire indagini di grande rilevanza, tra cui quella sull'alluvione di Bitti del 28 novembre 2020, una tragedia che ha scosso profondamente la Sardegna. In quell'occasione, una devastante bomba d'acqua ha colpito il comune di Bitti, provocando 3 vittime e danni stimati intorno ai 40 milioni di euro. Castaldini ha aperto un'inchiesta per disastro colposo, cercando di identificare eventuali responsabilità nella gestione del territorio e delle emergenze. Ora, come procuratrice capo a Trieste, Castaldini si prepara ad affrontare nuove sfide. La città, che ha visto un aumento della criminalità minorile, rappresenta un contesto complesso in cui la sua esperienza sarà cruciale. Antonio De Nicolo, il suo predecessore, aveva espresso preoccupazione per questa recrudescenza della violenza giovanile e l'arrivo di Castaldini è visto come un'opportunità per rafforzare la risposta delle autorità a queste problematiche. Inoltre, erediterà casi di grande clamore come l'indagine su Unabomber, riaperta a seguito di nuovi sviluppi, e il misterioso caso di Liliana Resinovic. Una vicenda che ha attirato molta attenzione mediatica. È possibile che il ritardo nel deposito della nuova autopsia da parte della professoressa Cristina Cattaneo sia dovuto a diverse ragioni, ma non all'insediamento del nuovo procuratore. Le proroghe in casi di indagini complesse possono derivare da vari fattori, come la necessità di ulteriori analisi, l'acquisizione di nuovi dati o la collaborazione con altri esperti. Tuttavia, l'arrivo di un nuovo procuratore come Patrizia Castaldini potrebbe influenzare le priorità e l'approccio dell'ufficio della procura. Ma generalmente le attività tecniche come la consegna di una perizia seguono tempi e procedure specifiche indipendenti dall'insediamento di nuovi dirigenti. In questi contesti, l'obiettivo principale è garantire la massima accuratezza e completezza delle analisi, piuttosto che sincronizzarsi con cambiamenti amministrativi. La morte di Liliana Resinovic, avvenuta in circostanze sospette, è al centro di un'indagine complessa e delicata. Liliana, 63 anni, era scomparsa dalla sua abitazione di Trieste il 14 dicembre 2021, e il suo corpo è stato ritrovato il 5 gennaio 2022 in un boschetto nei pressi dell'ex ospedale psichiatrico. Il corpo presentava segni sospetti, con la testa avvolta in 2 sacchetti di plastica e il corpo chiuso in 2 sacchi neri. La perizia di parte, richiesta dai familiari della vittima, ha sollevato dubbi sulla possibilità di un suicidio.
suggerendo invece l'ipotesi di un omicidio a causa delle fratture al collo e delle condizioni del ritrovamento del corpo. Un aspetto cruciale di questa indagine riguarda gli SMS trovati nel cellulare di Liliana, che rivelano una relazione sentimentale con Claudio Sterpena, un amante con cui Liliana intendeva iniziare una nuova vita, lasciando il marito Sebastiano Visintin. Nonostante Visintin abbia negato l'esistenza di questa relazione, i messaggi recuperati dagli inquirenti sembrano confermare una dinamica di distacco tra Liliana e suo marito. Questo elemento ha aggiunto un ulteriore livello di complessità all'indagine, poiché gli investigatori stanno cercando di determinare se le dinamiche personali della vittima possano aver avuto un ruolo nella sua tragica scomparsa. La perizia medico-legale, affidata all'antropologa forense Cristina Cattaneo, è stata oggetto di diverse proroghe, con la consegna finale prevista per febbraio 2023. L'analisi scientifica dei resti e delle circostanze della morte potrebbe fornire indizi cruciali per risolvere il caso. L'indagine si concentra su varie piste, tra cui quella di un possibile omicidio da parte di una persona conosciuta, considerando la complessità delle relazioni personali di Liliana. Nel suo nuovo ruolo a Trieste, Castaldini dovrà quindi navigare tra queste delicate indagini, cercando di portare chiarezza e giustizia. La sua esperienza precedente, unita alla sua reputazione di procuratrice determinata e competente, la rende particolarmente adatta ad affrontare le sfide che la attendono. La comunità triestina e l'intero sistema giudiziario italiano guardano alla sua nomina con grande aspettativa, sperando che possa fare la differenza in casi così complessi e di grande rilevanza mediatica. Non sempre ha accettato il nostro aiuto economico, non sempre ha accettato il nostro aiuto materiale, ma io nonostante tutto ho sempre continuato ad offrirglielo. Quello me lo raccontava Daniela, poi ti ho detto, io non so se era vero o no. A lei quando diceva domani vedo mia mamma, tutta contenta, tutta felice, poi dopo che sua madre c'era veramente, era venuta quel giorno perché si mettevano nel parcheggio lì del poliambulatorio. Vabbè, passando con le macchine si vedono, erano lì. E il giorno dopo un giorno o due veniva e diceva dai come è andata con tua mamma, e lei mi ha portato via i soldi, poi ti ripeto, io non so se è vero o no, 2 volte ogni fine mese, quando vedeva sua mamma, diceva sul termine, perché sua mamma gli portava via i soldi, e lei diceva solo che gli ha portato via i soldi, però non diceva altro, era solo arrabbiata per quello, diceva arrabbiata, vale a capire se era arrabbiata per quello o per qualcos'altro, sono cose che mi ha detto lei, e li ho visti. Non lo so, io non riesco a entrare nella testa delle altre persone, non lo so. 2 volte in primavera, e sono passata, ho visto lui con la macchina quando avevi già, e strattonava lei per entrare in macchina, le spostava il braccio, cioè tirava via il braccio, voleva liberarsi dalla presa. 2 volte, ma era giorno, l'orario preciso non lo so. Lo hai detto alle forze dell'ordine? Io ho lasciato il recapito, non mi hanno ancora chiamato, si vede che forse lo sanno anche loro, non lo so. Non avresti quindi alcun problema a raccontare tutto ciò agli inquirenti? Se mi chiamano sì, io ho paura tuttora, infatti ho dovuto mettere... Io non li conosco personalmente, però da voce so che lui non è molto bravo, cioè so che ha la testa calda. Non racconto bugie io. Per cui quando il fratello e la madre di Daniela parlano di buoni rapporti, qualcuno non dice la verità? Ah, di sicuro? Non lo so. Io ci vivo qua, quindi non voglio essere non voglio rimetterci la faccia. Non mi fido della gente. C'è tutto il paese ma non parlano. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.